Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento, quest'oggi a carattere finanziario. Parleremo di temi che ci riguardano tutti da vicino, parleremo di strumenti di investimento e anche di opportunità di crescita e quindi informazioni importanti per voi a casa. In studio con me ho il piacere di riospitare Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato nei nostri studi. Grazie. Eccoci, allora lei poco fa fuori onda mi ha detto il nostro lavoro è superare le aspettative. Vorrei che ci aiutasse un po' a capire, ne abbiamo parlato spesso, ma insomma è sempre bene ripeterlo, in che cosa consiste insomma, la sua figura, la sua professione, che cosa ci aiuta a fare? Ma sì, certo, alla fine le famiglie quando mi affidano dei risparmi, insomma, a un consulente finanziario non è che si chiede un rendimento, di solito fondamentalmente mi chiedono prima praticamente tutte le famiglie mi chiedono prima di difendere il loro patrimonio e poi di portarlo a reddito, anche perché è ragionevole questo. Una famiglia non vive di banca, di investimenti, normalmente ha i propri risparmi, ha i propri redditi e accumula ricchezza. Questa ricchezza prima di tutto non deve essere dispersa, erosa, persa, e questo è il primo degli aspetti, e poi, se possibile, deve essere portata a rendimento. Quindi il mio lavoro, quando dico che è superare le aspettative, significa sì difendere il patrimonio veramente e poi portare un rendimento magari qualche punto in più di quello che il cliente si aspetta. Questo genera una certa sensazione positiva nei clienti e innesca nelle famiglie, insomma, innesca un meccanismo positivo che mi dà anche molta soddisfazione, francamente, e che è il bello del mio lavoro. Se ci fosse qualcuno a casa che non è soddisfatto dei costi, dei risultati, delle performance, dei servizi che insomma riesce ad avere dalla propria banca o dal proprio consulente, che cosa si sentirebbe di dire? Ma, sinceramente mi stupisce chi non è soddisfatto della propria situazione e non fa nulla per cambiarla. Non perché debba farlo, ma perché voglio dire, è già difficile guadagnare, è ancora più difficile risparmiare e il risparmio è il denaro che non ho speso e che avrebbe trovato allocazione più divertente sicuramente in mille altre forme. L'ho risparmiato e non sono soddisfatto di quel risparmio, devo quindi nella mia testa trovare assolutamente qualcuno che soddisfi le mie esigenze. Tutte quelle famiglie che hanno costi non in linea con le proprie aspettative, rendimenti non in linea con le proprie aspettative, un livello di servizio diverso da quello che si aspettano, che mi chiamino, c'è il numero in sovraimpressione e in realtà io gradirei anche che se qualcuno non vuole chiamare ma vuole essere un po' più riservato nella situazione, può anche semplicemente mandarmi una mail con la stampa del portafoglio chiedendo una consulenza alla quale darò seguito, risponderò gratuitamente dando un parere di cosa potrei fare io, cosa non potrei fare. Avrò bisogno di qualche informazione, quali sono gli obiettivi, quali sono i parametri, ma in caso insomma ne parleremo anche via mail, ma sono totalmente disponibile, io con tutto il mio staff, a dare risposte a questo tipo di domande e mi farebbe piacere ricevere i portafogli o insomma le richieste da parte delle famiglie e delle persone che hanno necessità. Ecco, le capita spesso di aiutare persone che arrivano da lei proprio con questa problematica, sono insoddisfatte dei costi dei servizi che ricevono? La maggior parte dei clienti si sposta per un malcontento. Io non ho mai trovato, o meglio, qualche volta è successo di trovare famiglie più interessate ad aumentare i rendimenti, ma sono pochi quei casi. Diciamo che, faccio un piccolo esempio, se una famiglia guadagna il 5%, ok? E magari c'è un investimento che offre il 6%, per quell'1 in più difficilmente uno abbandona un sistema che funziona, che paga eccetera, perché c'è il concetto di fiducia e di rapporto anche con le persone dall'altra parte. Ma quando c'è un malcontento e una situazione negativa, uno vuole risolvere un problema, questo è quello che muove la maggior parte delle persone, quindi, e addirittura spesso e volentieri anche in una situazione negativa tanta gente non si sposta per rapporto, per abitudine, per tanti motivi. Uno dei motivi per cui sono qui è proprio quello di dare un'alternativa alle famiglie che vogliono risolvere le questioni negative sui portafogli e dare una nuova allocazione a queste risorse, perché di fatto dai, è un aspetto importante. Dopo la salute e la famiglia sappiamo che viene il denaro, infatti sono tre ambiti altamente normati, insomma,
non ci si improvvisa in questi settori, ecco. Certo. Ci vuole rispetto, ci vuole anche professionalità. Ricordo nelle puntate precedenti che aveva espresso la necessità di più persone per aumentare la sua attività. È ancora così? È ancora alla ricerca di collaboratori? Qualcuno l'abbiamo trovata, la squadra è cresciuta, sì, sono ancora interessato ci sono ancora un po' di posizioni, insomma 3 posizioni aperte per far crescere la squadra fondamentalmente. Non è un lavoro così semplice, ma uno degli aspetti che secondo me è fondamentale è essere appassionati di finanza, perché al di là del compito specifico di stare con i clienti, insomma la parte quella un po' più commerciale, c'è la parte tecnica, la formazione. Io anche l'altra sera ero a cena con amici, voglio dire, abbiamo discusso del più e del meno come fanno tutte le persone normali, ma alla fine tutte le persone mi chiedevano, presto o tardi qualcuno mi chiede qualche informazione, il mercato, il titolo, voglio dire, è normale, tutti ne parliamo. È 17 anni che faccio questo lavoro, quindi insomma è normale che la gente me lo chieda, ma io trovo molto divertente, questo mi piace parlarne, mi appassiona, io studio, leggo in continuo tutto il giorno, insomma è un lavoro che mi appassiona, cerco gente appassionata che abbia voglia di andare a raccontarlo alla gente, risolvendo problemi veri, sanando i portafogli, portando risultati, insomma gente che abbia voglia di creare una professione sul serio, non di venire a fare il compitino. Quel tipo di professionisti in questo mercato spesso e volentieri rischiano di fare danni, ecco. Questo è un campo sicuramente ampio e vasto e in continua evoluzione, insomma quotidiana, potremmo dire così. Come si riesce a rimanere sempre formati e aggiornati? Quando lo spiego ai nuovi collaboratori dico sempre che la prima settimana è un lavoro bellissimo, molto divertente, dopo un mese è impegnativo, dopo 10 anni è sfibrante perché il mercato cambia tutto il giorno, tutti i giorni, H24 e in tutto il mondo, la parte di informazione è ampia. Io lavoro quando i clienti non mi vedono, nel senso che nel momento in cui sto con il cliente faccio analisi di portafogli, lavoro per il cliente, ma in realtà lavoro veramente per il cliente quando non mi vede e quando posso avere le informazioni, studiare, formarmi, capire cosa è opportuno fare, cosa è opportuno non fare, cioè tutta la parte di analisi, studio, formazione, approfondimenti, è quello poi il vero valore aggiunto che poi devo riportare alle famiglie, capendo le loro esigenze e capendo dove può andare a innestarsi questa loro esigenza in un mercato. È un mestiere interessante, il lavoro insomma deve piacere. Io fortunatamente mi diverto un sacco ancora. E questo è l'importante sicuramente. Ci aiuta a fare, anzi ci faccia un identikit un po' a grandi linee delle persone che lei sta cercando, alle quali, ricordiamolo, lei si occupa anche di erogare una formazione continua, no? Proprio per questo aspetto, il fatto di rimanere sempre aggiornati su tematiche che cambiano alla velocità della luce. Sì, beh, diciamo che c'è una formazione obbligatoria intanto che va fatta per legge, ci sono un certo numero di ore da fare, insomma, online, in corsi, in aula, eccetera. E questa è la parte obbligatoria. Secondo me non è sufficiente affatto, la formazione quotidiana costante invece quella è la parte principale, insomma c'è tutta un'attività da fare che adesso insomma è un po' complicato da spiegare, ma la formazione è la base di questo lavoro e poi anche la capacità di saper riportare la formazione, quindi sintetizzare concetti complessi e è come il medico che visita una persona e poi alla fine assegna un farmaco. Assegnare il farmaco è facile, ma perché quel farmaco? Perché ho visitato, l'analisi e la decisione finale sono un aspetto complesso. Quindi è quello il vero valore aggiunto. Il medico quanti anni ha studiato per dire quel farmaco? Più o meno, ora l'analogia del medico si adatta bene secondo me, facciamo un po' il medico del risparmio, ecco, nel mio, posso semplificarla così. L'identikit di una persona, secondo me, in questo momento adatta per i ruoli che stiamo cercando, è un giovane 25-35 anni, insomma, in quella fascia, che abbia voglia di crescere e lavorare con impegno, che abbia anche ambizione di anche guadagnare bene, perché questo è un lavoro che ancora permette di guadagnare bene, a cui piaccia certamente questo settore e che abbia anche capacità
commerciale, insomma, che sappia un pochettino presentarsi e parlare col pubblico, perché non basta sapere le cose, bisogna anche saperle riportare. Ho visto colleghi tecnicamente molto formati che però non erano bravi a riportare al pubblico, insomma, ai propri clienti le informazioni, questo poi risulta difficile da assimilare alle famiglie. Bisogna avere anche capacità espositiva, quindi insomma sapersi presentare. Quanto è importante la comunicazione, anche quando appunto si parla con i clienti, si deve spiegare magari cose tecniche, difficili magari anche da capire, ma magari utilizzando parole semplici, concetti semplici. Sì, bisogna saperlo fare. Non bisogna rendere le cose distorte, cioè vanno spiegate, ma vanno spiegate in maniera semplice. Prima ancora, secondo me, sulla comunicazione, per dire quanto secondo me è importante in questo settore, la parte fondamentale è l'ascolto e la comprensione. Bisogna capire chi sia davanti, cosa vuole, chi è, cosa fa, cosa pensa, quali sono le sue idee, confrontarle con quelle che sono le informazioni che il professionista ha a disposizione e dare una risposta digeribile, capibile per il cliente fondamentalmente. È inutile parlare con paroloni, finanza specifica, basta che il concetto sia compreso, secondo me è più che sufficiente. Io cerco sempre di adottare la maggior chiarezza possibile, anche perché vedo che le persone, e questo me lo dicono in tanti, che quando spiego le cose si capisce perché uso parole semplici. Tutti gli inglesismi eccetera, che magari insomma fa figo usarli ma poi non passa il concetto, non devo dimostrare che ne so, devo dimostrare nulla a nessuno, devo dare un risultato vero alle persone. Questo è quello che voglio fare, quindi mi interessa poco fare la lezione di finanza, mi interessa passare il concetto e questo di solito mette anche a proprio agio le famiglie, anche perché quando vanno in banca e parlano con il consulente di turno che insomma, non spiega come dovrebbe le cose, la gente esce con molti dubbi e avere dubbi sulle proprie finanze secondo me genera uno stato d'animo sbagliato, uno un po' di serenità probabilmente la vuole sulla propria economia e quindi credo che spiegare con parole semplici e soprattutto in maniera chiara che uno abbia compreso che fine farà il proprio denaro, secondo me pattichiare amicizia lunga, genera rapporti distesi e io punto sull'avere rapporti di lungo termine, quindi insomma credo che la sincerità e la chiarezza siano la base di questo tipo di soluzioni e poi bisogna avere la capacità tecnica di portare il risultato perché ok va bene pattichiare amicizia lunga ma il mio è un lavoro in cui il cliente mi aspetta al varco, poi bisogna portare i risultati, magari non è che tutti i mesi devo andare col segno più perché è comprensibile che il mercato si può muovere, però voglio dire nel lungo termine i risultati devono arrivare, questo è evidente, lo so benissimo, lo sanno i clienti. Insomma, chissà che questo appello venga colto da qualche giovane che magari si sente rispecchiato in queste caratteristiche che lei ha elencato. Lo spero perché oggi è un po' difficile trovare giovani appassionati e che abbiano voglia di mettersi davvero in gioco. I collaboratori che ho acquisito di recente hanno queste caratteristiche e sono molto soddisfatto di queste persone, sono particolarmente in gamba e soprattutto ci mettono la passione che piace a me, è quello. Anche perché poi voglio dire, ho visto gente magari meno capace ma più appassionata riuscire meglio nel tempo, è una questione di dedizione, dai. Veniamo all'attualità. Taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, una prima sforbiciata c'è stata lo scorso luglio, diciamo insomma, una sforbiciata che non ha creato grandi sconvolgimenti perché si è trattato soltanto di uno 0,25. Pochi giorni fa la notizia di un ulteriore taglio, di un altro 0,25, che cosa significa, come si traduce questo ulteriore taglio dello 0,25 per le persone, per le famiglie, per le imprese, che valore ha? Allora, il taglio di settembre dello 0,25 da parte della BCE è importante perché valutato gli effetti sull'inflazione del primo taglio di luglio, cioè mancato effetto sull'inflazione perché di fatto non è salita, ha permesso alla BCE di continuare la propria strategia di allentare la pressione sul credito alle famiglie, perché un tasso al 5% è particolarmente costoso per chi vuole avere accesso al credito, per le aziende che devono rifinanziarsi, fare investimenti, insomma costa molto il denaro. Quindi aver abbattuto questi tassi significa rendere meno costosi i mutui, rendere meno costosi gli investimenti e questo fa sì che le aziende possano risollevarsi. Uno dei concetti che secondo me oggi è cambiato fondamentalmente è che questo concetto dei tassi prima era
mirato a ridurre l'inflazione. Oggi, siccome l'inflazione si è visto che non sta salendo ma è rimasta stabile, non è più mirato a contenere l'inflazione ma a dare sostegno all'economia. Perché? Ok, ridurre l'inflazione, però con questa pressione sui tassi il meccanismo economico si è raffreddato parecchio. Il rischio è di entrare in recessione. Entrare in recessione, visto che c'è già un rallentamento in corso nell'economia reale, che oggi vede insomma, certamente un volume di lavoro inferiore rispetto al 2022 o il 2021, che sono stati anni particolarmente effervescenti, questo rallentamento rischia di diventare troppo. Allora, che cosa fa BCE? Allenta i tassi per sostenere l'economia. Quindi il focus in questi giorni è passato dal ridurre l'inflazione a sostenere l'economia. Alla fine il punto di caduta è sempre lo stesso, che è la riduzione dei tassi, ma non più effettuata con l'ottica di contenere l'inflazione, ma con l'ottica di sostenere queste aziende. Secondo me non sarà l'unico taglio dei tassi che vedremo quest'anno, non è detto, ma se l'inflazione rimane stabile, come sembra dare come risposta al mercato, probabilmente potrebbe arrivare anche un altro taglio dei tassi a fine anno, lo vedremo, quindi il futuro si vedrà, questo sarebbe un ulteriore impulso. Va anche detto che pochi giorni dopo la BCE, il taglio di tassi della BCE, anche la Fed, la Banca Centrale Americana, ha fatto un taglio dello 0,50, quindi non ha fatto un taglio a luglio, ma a settembre ha tagliato direttamente dello 0,50, quindi stessa manovra della Banca Centrale Europea, e anche questo è lo stesso ragionamento, nel senso che serve per sostenere l'economia americana, che insomma, oggi ha visto un aumento delle richieste di disoccupazione, seppur minimo, ma in aumento, e quindi il focus principale della Banca Centrale Americana è di non avere disoccupazione, cioè loro puntano ad avere la piena occupazione, pertanto sostenere l'economia per loro è importante in questi termini. Ognuno la ragiona a modo proprio, Europa e Stati Uniti si muovono in maniera differente perché hanno due focus diversi. Noi dobbiamo contenere l'inflazione e sostenere l'economia, il loro principale obiettivo è quello di non avere disoccupazione e sostenere l'economia, in modi diversi, ma lo stiamo facendo alla fine allo stesso modo. Si muovono in maniera differente, però in qualche modo si guardano l'una con l'altra, cioè sono in qualche modo legati gli interventi che fa l'una e che fa l'altra. Perché? Cioè, cosa ce ne frega a noi di fatto dell'economia americana? Noi commerciamo molto con gli Stati Uniti, sono economie che si guardano, se gli Stati Uniti entrassero in recessione sicuramente rallenterebbero anche l'Europa e viceversa, quindi comunque tendono a sostenersi, ma al di là di questo noi siamo europei, ragioniamo da europei e guardiamo la nostra economia e lo stesso fanno loro, proprio perché le banche centrali hanno due focus diversi. Ripeto, l'obiettivo principale della BCE, l'obiettivo numero 1 è contenere l'inflazione il più prossima possibile al 2%, significa che sotto il 2% non c'è crescita, sopra il 2% c'è deprezzamento del capitale, quindi mantenerla al 2% genera una crescita sana secondo la BCE. Mentre in America questo non è l'obiettivo principale è avere la piena occupazione. Per loro che l'inflazione stia al 20%, poco importa, se siamo tutti occupati il mercato in qualche maniera troverà una soluzione. Questa è un po' la logica americana. Due modi di pensare diversi che poi però impattano l'economia e alla fine obbligano a volte ad avere anche le stesse soluzioni. Okay. Strategie sicuramente diverse. In questo caso è stato esattamente così. Il taglio dello 0,25 di settembre si può tradurre anche in un aumento di risparmio, potremmo dire così, nelle tasche delle famiglie? In maniera indiretta sì. Cosa vuol dire? Significa che le famiglie che avevano un mutuo a tasso variabile oggi vedranno una rata più leggera perché questo 0,25 di luglio e il 0,25 di settembre faranno sì che il tasso al posto di essere il 4% sarà il 3,5, 4,5 diventerà 4, insomma verrà ridotto e questo fa sì che la rata da tot passerà un po' di meno, magari la famiglia prima pagava 500 euro al mese e oggi paga 400, questo significa che rimarranno più soldi nelle tasche e questo aumenta indirettamente le scorte di liquidità, cioè minori costi, questo è un po' il concetto. Più di tutto, secondo me, serve per chi deve fare nuovi accessi al credito, perché fondamentalmente le famiglie che intendono comprare casa, investire di fatto, e questo è un settore trainante che poi genera un indotto importante, oggi sono un po' dissuase dall'accesso al credito perché è molto costoso. Via via il ridursi del costo del denaro rende più semplice l'accesso al credito. Oggi è un po' più semplice indebitarsi rispetto a un mese fa. Questo taglio che segnale è stato per i mercati finanziari? Che cosa ha creato? Beh,
come sempre il taglio dei tassi è un sostegno all'economia e quindi il mondo della finanza, che si muove diversamente rispetto all'economia reale, prezza già questo vantaggio derivante da un'economia meno costosa e quindi le borse hanno reagito a rialzo. Nonostante in questo momento l'economia reale stia un pochettino arrancando, i mercati finanziari stanno già apprezzando l'impatto positivo. Lo stesso vale per la manovra americana. Quindi le borse hanno reagito bene e questo è positivo, tant'è che ne avevamo parlato nelle puntate precedenti e a gran voce avevo suggerito di fare attenzione al probabile taglio dei tassi di fine anno e in effetti questa manovra è arrivata e i segni più li abbiamo visti, quindi insomma assolutamente positivo. Ecco, come dicevamo... Addirittura oggi, Prego. secondo me, rispetto alle grandi aziende, i titoli quelli più famosi, prendo nella borsa americana i 7 titoli più importanti, Amazon, Facebook, insomma, i Tesla, Microsoft, insomma, le aziende più importanti. Chi verrà impattato maggiormente in positivo, secondo me, dal taglio dei tassi dello 0,50 della Fed non saranno le grandi aziende, ma saranno le medie e piccole, le small e mid cap, piccole e medie aziende. Perché? Perché sicuramente quel tipo di aziende ha necessità di credito e non ha le scorte di liquidità così ampie che hanno le grandi aziende. Queste aziende beneficeranno particolarmente e quindi hanno fatto un segno più immediato fondamentalmente. Questo è positivo. Quindi è cambiato un po' anche il modo di approcciarsi al mercato e come sempre se le famiglie hanno un consulente che insomma le segue come Dio comanda, questo è uno di quei momenti in cui qualche correzione sui portafogli è opportuno farla, un po' di manutenzione, un po' di aggiustamenti, ecco, probabilmente sono opportuni se in linea col profilo di rischio e insomma tutto quello che è corretto fare nei portafogli. Poi questo lo approfondiamo perché è sicuramente una cosa che riguarda tutti. Dicevamo che si prospetta verso la fine del 2024 un ulteriore taglio, sarebbe il terzo dell'anno. Sicuramente questo tipo di interventi non sono scadenziati con una regolarità, ma quando la BCE interviene? Chiaramente quando è necessario, ma da che cosa dipende? Che cosa la fa intervenire con un taglio, che cosa non la fa intervenire con un taglio? Sono diversi i fattori, qua è difficile rispondere con una risposta. Il pool di esperti di BCE, capeggiato da Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, fa le proprie valutazioni sull'indice della produzione delle PMI, sulla disoccupazione, sull'aumento dei salari, sull'inflazione, su una serie di dati, non solo questi, anche molti altri. Ne ha alcuni che sono più importanti e altri forse un po' meno importanti, ma nel complessivo valuta la situazione generale e cosa è più opportuno fare. In questo caso ha valutato che fosse opportuno un taglio dello 0,25. La Presidente Lagarde non ha dato indicazioni di nessun tipo riguardo a futuri tagli dei tassi. Questo significa che non è che ha negato, ma non ha né confermato né smentito ulteriori aumenti di tassi, è stata possibilista dicendo semplicemente valuteremo man mano la situazione. Credo sia come nel primo caso di luglio. Vediamo se l'inflazione aumenta, se riusciamo a sostenere l'economia, fino a dove dovremo sostenerla e quanto ci costerà in termini di taglio dei tassi. In buona sostanza valutano la situazione nel proseguo man mano che le cose evolvono. È un approccio... Il messaggio che è passato è stato questo. È un approccio molto cauto che però da molti viene visto non positivamente. Allora sì, diciamo che avere un'indicazione di quello che succederà dà tranquillità alle aziende e alle famiglie nel poter fare eventuali investimenti. BCE non si vuole sbilanciare, questo genera un minimo di incertezza in più e questo è il motivo per cui i mercati a fronte del taglio non sono svettati alle stelle ma hanno fatto qualche segno più e hanno avuto un po' di ripresa. Certo che però è anche positivo sapere che se un domani la BCE facesse ulteriori tagli dei tassi continuerà a salire il mercato perché non prezza anche manovre future, sta prezzando solo quella attuale. Perciò è sempre da valutare ed entrare a mercato con ragionevole buonsenso. E poi vedremo anche con che strumenti. Prima io so che insisto sempre con la parola ragionevole buonsenso, però è la verità, cioè, voglio dire, oggi secondo me prendere rischi e fare invenzioni particolari non lo trovo così corretto.
Quando non lo suggerisce. Ma i clienti che mi chiedono di rischiare tanto, per esempio quando vogliono fare il trading, le criptovalute, tutte queste cose, può anche avere senso, sì, ma è una scommessa, è come fare una scommessa al casino. Allora io dico l'1% del portafoglio, il 2%, se proprio vuoi farlo, fallo, ma permesso che io nemmeno lo faccio, non è il mio lavoro, ma bisogna difenderlo il patrimonio. Io non andrei a prendere rischi così alti mai sul portafoglio principale. Se una persona, una famiglia vuole prendere qualche rischio in più, deve essere sempre molto correlato all'economia della famiglia. Poi un aspetto è se una famiglia ha 1 milione di euro si vuole scommettere 10.000 euro, un altro aspetto è se una famiglia ha 10.000 euro e vuole scommettere 10.000 euro. Cambia notevolmente, non sono gli stessi 10.000. Abbiamo titolato la puntata di oggi Economia reale e mercato finanziario. Ci aiuta a capire che cosa si intende, come si influenzano reciprocamente, che divario c'è tra i due? Ma allora, l'economia reale è insomma, quella che viviamo tutti i giorni, la produzione delle aziende, i consumi, i beni reali, gli immobili, le attività economiche. Il mercato finanziario sono intese le borse. In questo momento vivono proprio una distanza data dal fatto che l'economia finanziaria prezza risultati futuri, l'economia reale vive il presente e quindi una contrazione dei volumi d'affari, un po' di crisi, il rischio di entrare in recessione. E questo è il momento in cui secondo me le banche stanno particolarmente antipatiche. Perché? Perché il mercato finanziario tende a salire molto a fronte di manovre che sosterranno l'economia e quindi il futuro che verrà, mentre l'economia reale magari vede una contrazione. Questo è un po' il concetto. Chiaro. È esattamente il contrario di quello che succedeva nel 2021-22, anno in cui i tassi sono saliti per raffreddare l'economia, le borse sono scese sotto i tacchi e l'economia reale invece andava alla grande. Questo però è uno scenario che piace di più alle famiglie, perché quando il mercato del lavoro funziona bene e la finanza funziona meno bene, le famiglie lo tollerano un po' meglio. Certo. Perché ha un impatto diverso sulla vita quotidiana. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, pochi minuti davvero, e poi torniamo a parlare di titoli di Stato e di strumenti di investimento. A tra poco. Ben ritrovati nuovamente in studio, il nostro consueto approfondimento a carattere finanziario. Con me in studio Mauro Schileo, consulente patrimoniale, che ci sta dando informazioni importanti per capire meglio come investire i nostri risparmi. Poco fa abbiamo parlato di economia reale e di mercato finanziario, che è anche il titolo della puntata di oggi. Comprendere le differenze tra l'uno e l'altro, quanto è importante per capire meglio quali possono essere le scelte più strategiche di investimento? Difficile rispondere in 2 parole. Secondo me occorre sempre essere intermediati da un professionista, perché comprendere l'economia finanziaria è un meccanismo complesso. Quindi come posso riassumerla in breve? Nel senso, oggi bisogna avere molte informazioni, perché c'è il mercato americano, c'è il mercato asiatico, c'è il mercato europeo, le valute, i metalli preziosi, ci sono un sacco di tutta la parte speculativa del mercato, tutta la parte difensiva, i titoli di Stato, i tassi, ci sono un sacco di titoli da toccare, bisogna entrare in ogni aspetto e capire come sono interconnessi tra loro. Questa è la parte forse più complicata della parte finanza, che poi basa su un'economia reale fondamentalmente, quindi sono tutte derivate e conseguenze. Questa è un po' la spiegazione più semplice che posso dare. E quindi insomma abbiamo capito che farsi intermediare o comunque consigliare da una persona esperta è perlomeno avere un professionista che segue le persone e che possa dare un aiuto concreto nel capire le situazioni e come districarsi per prendere le decisioni più adatte alla propria situazione personale. E oggi uno strumento di investimento sicuramente strategico è quello dei BTP, titoli di Stato. Lei molto tempo fa lo disse che poteva essere davvero uno strumento di investimento importante, e chi ha investito, chi l'ha ascoltata ha avuto anche dei rendimenti importanti. Ecco, io vorrei smarcare il fatto che non sono un guru, non ho la sfera di cristallo, non leggo le carte, non prevedo il futuro, ma applico ragionevole buonsenso e vedo i tassi di interesse da parte della BCE ai massimi, questo era circa un anno fa. Vedo dei BTP a lunga scadenza sotto i tacchi, con valori sotto i tacchi, che, voglio dire, garantiti dallo Stato, offrono tutto sommato pochissimo rischio e un'ottima proiezione di rendimento. Ho visto la BCE
se avesse continuato ad alzare i tassi avrebbe affossato l'economia, quindi a un certo punto è arrivata ad un tetto dove non era più conveniente, non era possibile farlo. Il ragionamento, il buon senso per chi sta a mercato e valuta tanti aspetti, questa è una delle opportunità che ho trovato fossero più lampanti, l'ho detto a gran voce, secondo me era un'ottima opportunità. A 12 mesi, abbiamo anche le registrazioni, da quando suggerì quell'investimento, oggi chi ne ha approfittato ha portato a casa rendimenti importanti con rischi ragionevolmente contenuti, quindi tra il 10 e il 15%, in alcuni casi anche quasi il 20%, voglio dire, hanno guadagnato veramente molto bene. È sempre così? Assolutamente no. Si guadagna sempre il 20%, insomma, voglio dire, è la storia di Pinocchio, non raccontiamoci bugie, non è questo, però ci sono ogni tanto delle finestre al mercato che si aprono e offrono delle particolari opportunità. Questa era una macro opportunità difficile da mancare, ma il concetto è, non è difficile fare click e acquistare il titolo, il concetto è, lo sapevamo, avevate un professionista che ve l'ha suggerito, e anche se fosse quale titolo era meglio comprare e come si fa a farlo, cioè, è a questo che servono i professionisti, ok? Poi dire che per questo motivo io preveda il futuro, io faccia sempre centro, non è così, è più ragionevole, c'è sempre il buon senso da applicare alla base, però voglio dire, un consulente serve esattamente a questo, ho fatto il mio mestiere. E quindi, sempre utilizzando lo stesso buon senso, le chiedo, questo trend positivo dei BTP potrebbe continuare? Che opinione lei ha? Secondo me non è finita la corsa perché i tassi sono ancora alti, certo siamo un po' più alti rispetto a prima, ma c'è ancora spazio di crescita secondo me nei titoli di Stato, quelli a lunga scadenza. Sulle scadenze più brevi adesso si abbasserà e quindi un po' è sfumata l'opportunità o è sempre più contenuta. Sugli investimenti, quelli un po' più di lungo termine, invece c'è ancora potenzialità. Oggi, oltre ai BTP di lunga scadenza, vedo buone possibilità anche nelle small e mid cap, azionario americano ed europeo, sempre se coerenti col profilo di rischio del cliente, quindi dipende dagli archi temporali, dal profilo di rischio, dipende dall'analisi fatta in anticipo, ma ci sono opportunità a mercato? Sì, assolutamente sì. È matematicamente certo? No, c'è una componente di rischio, ma se valutata in un portafoglio diversificato, secondo me può dare buone soddisfazioni. E sul guadagno matematicamente certo, da casa un telespettatore ci chiede se ci può dire se lei è sempre riuscito a guadagnare, ad avere ottimi rendimenti con gli investimenti che ha fatto. Lo chiedono in tanti, questa cosa mi fa sorridere, ma allora rispondo con sincerità. In una strategia composta da più pezzettini, più asset, ok? Sono andati tutti a reddito al 100% tutte le volte, ma neanche per sbaglio, non sono magico, ok? Però le strategie nel complessivo, diciamo, di 10 titoli, 7 hanno guadagnato, 3 hanno perso, in complessivo la strategia nel tempo dovuto ha generato un profitto tendenzialmente, praticamente sempre sì. Questo sì, se poi io abbia fatto tutti i centro, tutti i gol, tutti i canestri, questo voglio dire è una barzelletta. Mi viene da rispondere con una parabola e dire che nemmeno Gesù Cristo ce l'ha fatta, su 12 anche lui uno lo ha perso. Insomma, io non sono più bravo di Gesù Cristo. Ecco, una metafora che secondo me insomma ben spiega. Oltre ai BTP, tornando seri, in questo contesto e con queste proiezioni, quali altri strumenti di investimento potrebbero essere secondo lei strategici? Posto che, come sempre, come abbiamo sempre ricordato, capire il profilo di rischio, dialogare con le famiglie e i risparmiatori, capire quali sono gli obiettivi è il punto di partenza fondamentale. Certo. Beh, adesso faccio un esempio, il taglio dei tassi della Banca Centrale Americana secondo me tende ad indebolire un pochettino il dollaro, l'indebolimento del dollaro e la riduzione dei tassi di interesse americani agevola le economie emergenti per tutta una serie di motivi e le aziende medio-piccole, quindi credo che quei settori possano offrire buoni rendimenti con rischi ragionevoli. E questo secondo me è una analisi attuale. Ovvio che è buono per tutti da valutare, quindi questo non è il farmaco che risolve ogni malattia, da capire se risolve quella specifica esigenza. Però sì, ce ne sono. In questo momento mi piace quel settore che ritengo abbia buone proiezioni di crescita.
Le materie prime in questo momento mi fanno ancora un po' impensierire, nel senso che secondo me offrono più rischi che rendimenti, quindi non so quanto sia il caso di avvicinarsi a quel tipo di mercato, ma ripeto, anche questa è una mia proiezione che da valutare, insomma. Io glielo chiedo sempre, insomma, ogni volta, perché mi piace capire anche l'andamento qual è. Il mercato cinese che lei suggeriva, come suggeriva anche i BTP nelle puntate precedenti, è ancora performante, ha ancora buone opportunità di crescita? Il mercato cinese è di difficile lettura e io lo suggerisco solo nel lungo termine, perché presenta dei rischi, ma entrare ad oggi con una parte adeguata di portafogli, quindi contenuta, si sa che si sta affrontando un rischio, ma comprandolo su questi minimi di mercato molto bassi, può scendere ancora, forse ancora può scendere, non lo so, ma comprandolo magari con una strategia, non un ingresso unico, ma spaccando l'ingresso di liquidità un po' alla volta per comprare la fase di minima, secondo me può essere molto profittevole nel medio-lungo termine. Io personalmente sto anche affrontando questo tipo di investimento, ad oggi non ha ancora performato, ma la fase di semina non coincide con la fase della raccolta e questo, il fattore tempo, bisogna sempre considerarlo all'interno degli investimenti, altrimenti è una speculazione e io non le suggerisco le speculazioni. Sono molto avverso al trading, al rischio, a queste cose particolarmente forzate. Offrono più rischi che rendimenti, secondo me. Quindi chi in questo momento ha investito nel mercato cinese e vede un segno meno rosso, non dovrebbe essere impensierito più di tanto? Ma secondo me dovrebbe avere anche un po' di pazienza e capire che ha seminato. È difficile pensare che la Cina tra 10 anni sia un'economia più piccola di oggi. Quindi, se ragionata su questo arco temporale, beh, ho messo tutto il mio capitale lì, secondo me è sbagliato il concetto di base, ma se ho diversificato e quel pezzettino ancora non sta mostrando segni più, diamo tempo al tempo, secondo me arriverà a maturazione e credo anche con tempi inferiori rispetto a 10 anni, ma è da ragionare sul lungo termine. Okay? Che cosa vuol dire lungo termine e che cosa vuol dire breve e medio termine? Allora, in banca 3-5 anni è considerato breve termine. Intorno ai 7 anni, tra i 5 e i 10 anni è considerato medio termine, sopra i 10 anni è considerato lungo termine, medio-lungo termine. Quindi intorno a 10 anni, seminare da oggi al 2034, dire nel 2034 la Cina sarà un mercato più piccolo e che prezzerà valori inferiori ad oggi, mi viene molto difficile pensarlo. Anche questa secondo me è una macro opportunità. Oggi entrare in questo mercato qui secondo me offre opportunità molto buone. Certo c'è del rischio, c'è della volatilità e ci vuole del tempo. Se queste caratteristiche sono allineate alle famiglie che hanno interesse a investire in Cina, io lo suggerisco questo investimento, assolutamente sì. Quali sono invece i mercati, potremmo dire, più rischiosi e che anche voi professionisti del settore magari guardate con un po' di diffidenza in questo momento? Beh, esempio le valute in questo momento sono di difficile lettura perché col cambio dei tassi tendono a movimentarsi parecchio e sono situazioni di difficile lettura. Il mercato currency si chiama, cioè le valute, il franco svizzero, l'euro, il dollaro, lo yuan cinese, lo yen giapponese, eccetera, 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 hanno una variazione l'una verso l'altra. Oggi di difficile lettura secondo me, quindi è un momento in cui non andrei a giocare molto sui cambi valuta. Ecco. Esiste la possibilità anche di fare investimenti coperti al rischio cambio e in questo momento secondo me sono più opportuni rispetto ad altri momenti di mercato. Questo è un mio parere. Mercati emergenti ci aiuta insomma a capire anche in questo caso con qualche esempio quali sono e sono una buona opportunità oppure no? Cioè da puntare su questi oppure no? Sì, perché l'allentamento del dollaro favorisce le economie emergenti che sono meno pressate, anche perché indebitate probabilmente con gli Stati Uniti, quindi vedono una minore pressione, vedono un dollaro più favorevole alla loro economia, quindi permette lo sviluppo. E questo è un altro aspetto. In più, nei momenti di recessione i capitali spesso e volentieri confluiscono nella terza alternativa che sono i mercati emergenti, quindi quello che è lontano da Stati Uniti e Europa fondamentalmente. La riassumo molto, molto genericamente così. E questo secondo me è un po' la contingenza attuale. Come si fa? Insomma, abbiamo capito che l'ambito è molto ampio, è di difficile comprensione proprio perché cambia quotidianamente. Come si fa quindi ad approfittare di un mercato che cambia così velocemente e anche di difficile lettura per insomma, un po' tutti noi? Bisogna saperlo.
Bisogna capirlo, bisogna sapere su quali strumenti investire e quindi avere conoscenza degli strumenti finanziari, bisogna confrontarlo con le proprie esigenze. È uno dei motivi per cui secondo me oggi, oltre al commercialista e all'avvocato, è difficile pensare di non avere un consulente finanziario. Sono tre figure che comunque una famiglia, un imprenditore, un professionista, cioè, deve avere come figure di riferimento. Magari una famiglia, l'avvocato e il commercialista forse un po' meno, ma il consulente un po' tutti lo devono avere ad oggi, perché di fatto coi risparmi, coi soldi abbiamo tutti a che fare, tutto il giorno, tutti i giorni, per tutta la vita. I ragazzini iniziano con la paghetta, un anziano di 90 anni, 95 anni, comunque con la pensione, eccetera, avrà comunque necessità di risparmiare qualcosa o gestire le proprie finanze o gestire il risparmio che ha accumulato. Quindi comunque tutta la vita e prendere decisioni in questo mercato complesso capisco che non sia facile, soprattutto per chi magari non mastica la materia, ha un grado di istruzione magari un po' più basso e fa fatica a capire che cosa significano certe cose. Insomma, occorre un professionista che li aiuti e che trasporti le informazioni e le traduca in maniera più semplice, più digeribile, più semplice per le famiglie. E a proposito di strumenti rischiosi, ricordo che nelle puntate precedenti avevamo parlato anche di criptovalute e insomma anche in questo caso il suo occhio era un po' dubbioso. È ancora così? È ancora un investimento che nella maggior parte dei casi lei non si sente di consigliare? Non sono un grande amante delle criptovalute e delle speculazioni, questo penso di averlo detto da sempre, voglio dire. Sono anche scese in questo periodo, quindi non lo so, per chi ha un'ottica di lungo termine e ha una intenzione insomma, di speculare, forse una piccola parte può anche avere senso. Io... Per esempio a un giovane lo consiglierebbe, a un ragazzo insomma, di giovane età? Non lo so, detta così è troppo poche informazioni, però voglio dire, tendenzialmente sarei più sul difendere patrimonio. Quello che insomma mi sembra, sullo speculare. Sembra di capire che non ci sono soluzioni che sono adatte a qualsiasi persona. Il concetto chiave è che la speculazione va fatta con soldi che sono disposto a perdere e difficilmente trovo famiglie disposte a perdere denaro, quindi mi parlano tutti di difendere patrimonio e poi mi chiedono investimenti speculativi, ecco perché secondo me stride fortemente. Il primo step è difenderlo questo patrimonio, avere rispetto e volere bene veramente alla famiglia e alle persone che hai davanti. Poi portarli a reddito, voglio dire, questo è il concetto ed è il motivo per cui mi sono formato specificatamente anche sul tema successorio, fa sempre parte della difesa del patrimonio ed è un aspetto importante, tutta la vita passiamo a lavorare, a creare, a risparmiare, a mettere da parte per poi bruciare in poche operazioni decine, centinaia, migliaia di euro. Uno degli aspetti importanti è mettere in sicurezza le masse, io questo vorrei sempre sottolinearlo a gran voce, prima di parlare di speculazione. Magari con gli interessi guadagnati posso valutare di fare investimenti speculativi perché è denaro che in più. Ok, ma la parte principale del portafoglio io vorrei sempre puntare a difenderla e portarla a reddito, non puntare al reddito e poi vediamo come va. Non sono di questo avviso, mai stato e penso che mai lo sarò. Altro tema che lei ci ha raccontato molto spesso e insomma ci ha spiegato l'importanza è quello di diversificare il portafoglio. Che cosa significa? Beh, è ovvio che la concentrazione sui portafogli aumenta il rischio, può andare molto bene, può andare molto male. È evidente che se diversifico, e bisogna diversificare in maniera sempre ragionevole, anche perché chi non sa cosa fare diversifica un po' dappertutto, ok diversificare, ma magari entro un certo limite, quindi qualche strumento in portafogli va bene, diversificare un po' va bene, la diversificazione esagerata io non la condivido. Allora, sì, diciamo che diversificare in questo momento secondo me presuppone l'entrata su 3, 4, 5 settori, non di più. Dopo dipende anche dall'entità del portafoglio, perché qui è un discorso che si estende ancora di più. Un portafoglio da 100.000 euro prevede una diversificazione diversa secondo me da un portafoglio da 1 milione di euro o da 10 milioni di euro. Quindi faccio fatica a rispondere, è evidente che su un portafoglio da 10 milioni magari anche una piccola percentuale speculativa, non lo so, dipende dalle intenzioni dei clienti, ecco questo, ma è sempre da discutere, accordare e concordare. Un'altra mossa corretta potrebbe essere quella di frazionare l'ingresso della liquidità in un investimento piuttosto che destinare
tutta la cifra, tutto il patrimonio in un ingresso unico? Certo, fa parte della diversificazione perché non solo i settori e i mercati e le valute e gli strumenti finanziari, ma anche il modo di ingresso al mercato serve per diversificare, cioè l'investimento unico o la cifra distribuita nel tempo, cioè entrata a mercato un po' alla volta, cambia di parecchio il profilo di rischio. Comprare un po' alla volta un mercato genera una rischiosità intrinseca dell'investimento inferiore. Ecco, noi oggi abbiamo dato delle indicazioni, lei ci ha spiegato alcuni aspetti fondamentali. Non sentiamoci capaci ora di affrontare qualsiasi tipo di investimento, l'intermediazione da parte di un professionista è comunque fondamentale. Sì, io continuo a ripetere sempre lo stesso concetto perché è quello fondamentale. Vorrei vedere i portafogli delle famiglie, c'è la mail qui sullo schermo, vorrei che le famiglie mi mandassero un portafoglio con le richieste per elaborare una risposta, una soluzione o discutere assieme quale può essere un'alternativa, una strategia, che se poi vorranno valutare assieme a me e da portare avanti con me, bene, differentemente faranno quello che ritengono opportuno. Ultimo tema, proprio perché abbiamo parlato di strumenti di investimento o comunque di settori di investimento che possono essere proficui, oggi si sente molto parlare di cyber security, ovvero di sicurezza informatica. È in forte aumento, anche nel 2023 ha raggiunto uno sviluppo incredibile. Secondo lei anche questo è un trend da poter cavalcare? È un investimento digitale che le piccole e le medie imprese dovrebbero poter valutare positivamente? Lei se ne occupa? Allora, io non mi occupo di cyber security, ma faccio finanza, quindi fondamentalmente noi possiamo acquistare titoli nel settore della cyber security, che non è un trend, ma è un mega trend, cioè una necessità di lungo termine. Le aziende hanno dichiarato che possono tagliare in tanti settori, ma la cyber security non la possono tagliare. Negli anni 90 non avevamo internet e tutte le aziende dovevano dotarsi di internet, oggi ormai tutto gira sul web e quindi tutto questo che gira sul web deve anche essere difeso, quindi le informazioni le dobbiamo difendere. Difendere le informazioni significa cyber security, quindi tutte le aziende che producono sistemi di sicurezza informatica stanno vedendo una crescita in questo periodo e in più sono molto sostenute dai governi. Consideriamo anche che gli attacchi hacker, in Italia non abbiamo molti hacker, questo leggevo alcuni dati interessanti, ma negli Stati Uniti, in Russia, in generale in Europa ci sono diversi attacchi hacker che mettono a repentaglio la sicurezza delle aziende, quindi la cyber security secondo me è un settore assolutamente da tenere sott'occhio con una proiezione positiva nel lungo termine. Mi piace, Ultimi ecco. secondi per esprimere l'ultimo concetto per l'ultimo appello a casa. Beh, l'ultimo concetto è discutiamo l'alternativa migliore a un portafogli mal gestito se avete piacere di farlo. Sarei molto felice di poter dare il mio parere su quelle che sono le posizioni delle famiglie. Vorrei portare un reale beneficio in queste situazioni. Chiaro come sempre, grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, grazie di essere stato con noi, grazie a voi di averci seguito da casa, vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia, arrivederci.